TGR del Veneto, buonasera e benvenuti. Dunque, in apertura questa sera ci occupiamo del blitz della Guardia di Finanza in Regione del Veneto, ultimo atto di un'inchiesta aperta da mesi per capire come vengano utilizzati i soldi pubblici. Non ci sono al momento indagati, i consiglieri si dicono disponibili a collaborare, le verifiche però continuano e allora scopriamo com'è andata nel nostro primo servizio. Tutto sarebbe partito da un esposto denuncia arrivato alla Procura di Venezia che poi a Palazzo Ferrofini ha mandato la Guardia di Finanza a eseguire gli accertamenti. Negli uffici dei gruppi consigliari in Consiglio regionale le Fiamme Gialle hanno acquisito copia di diversa documentazione sia sul personale che ci lavora con contratti di collaborazione che sulle spese per le consulenze affidate a professionisti e poi le note spese dei consiglieri, rimborsi con soldi pubblici. Materiale che adesso sarà vagliato dalla Procura. L'inchiesta è solo agli atti preliminari, non ci sono al momento ipotesi di reato né indagati. Analoghe indagini avviate in altre regioni hanno fatto emergere clamorosi abusi. Se servono a dissipare eventuali dubbi, che ben vengano anche questi controlli. Noi come al solito abbiamo dato tutto quello che ci è stato richiesto con la massima disponibilità e continueremo ancora nella massima collaborazione. I finanzieri alla Ferrofini sono andati negli uffici dei principali gruppi PDL, PD e Lega. Qui a quanto pare si sarebbero soffermati di più. Abbiamo dato massima disponibilità, trasparenza, consegnato tutte le carte che ci sono state richieste. Visto che sono state controllate un po' tutte le regioni, forse era anche logico che ci fosse un controllo anche presso la Regione Veneto. Spiace un po' il fatto che queste cose accadano sempre sotto campagna elettorale e quindi secondo me rischiano di essere anche viziate, ma insomma da questo punto di vista siamo tranquilli. Piena collaborazione con la magistratura, ribadiscono i partiti, chiedono che l'indagine sia rapida per dissipare ogni dubbio. Dubbi che alla Procura ha fornito qualcuno a conoscenza degli affari del palazzo. Si vedrà dagli sviluppi dell'inchiesta. La cronaca ora con cui ci spostiamo nel Vicentino è grave, un bambino di 4 anni ferita, la madre dopo che l'auto